difesa di Michele Senese e Raffaella Gaglione. Tenterò di non ripercorrere argomenti che sono stati già ripercorsi, anche se fatalmente molte delle questioni che sono state affrontate dagli avvocati che mi hanno preceduto hanno ricadute anche nelle posizioni che io assisto. È mio costume, quando faccio discussioni complicate e lunghe, e non vi nascondo che questa lunga sarà, dare un po' il sentiero, la traccia a chi mi ascolta per capire come mi muovo attraverso gli argomenti. Io ho diviso in 3 parti la mia discussione: una parte in cui affronterò il problema dei problemi di questo processo, e cioè la sussistenza dell'aggravante; una parte in cui invece appunterò il mio interesse specificamente sulla mancanza di prove, che a mio giudizio è eclatante, a proposito del concorso di Michele Senese nei capi di imputazione, escluso il capo 15 che tratterà invece il collega Leto, e una parte finale che sarà riservata invece alla difesa di Raffaella Gaglione. All'interno di queste grandi parti, diciamo, io distingo anche dei moduli che mi permettono, quando vorrà il Tribunale, poi di interrompere facilmente la mia discussione, esaurendo, diciamo così, il sottomodo. E allora prima parte sulla associazione, che è il fantasma che attraversa questo processo. Una prima parte che nasce da una constatazione, anche questa già fatta, ma tenterò di prenderla da un altro verso. La Procura della Repubblica di Roma da un po' di tempo intona la sua attività al riconoscimento, all'individuazione di fattispecie mafiose nel circondario romano. E questa tendenza, questa sorta di lente di ingrandimento attraverso la quale si vuole analizzare la realtà romana e la realtà criminale romana, ha curiosamente dei punti di contatto, anzi delle coazioni a ripetere, delle cose che si verificano costantemente. Qui è stato appena fatto un riferimento da Alessandro De Federicis al processo Mafia Capitale. Come vedrete, non soltanto riconoscerete in questo processo la stessa volontà di costruire, attraverso operazioni di ingegneria giuridica che molto spesso non tengono conto delle regole giuridiche, la contestazione di un'aggravante che viene scelta deliberatamente, devo dire, in luogo della contestazione che sarebbe più normale, ma che, essendo già stata elevata ed essendo già stata processata ed essendo già stata esclusa dai precedenti giudiziari, renderebbe difficile ancora di più in questo processo una sua affermazione. In quel processo Mafia Capitale si partì da una sostituzione che noi intravediamo anche in questa vicenda, cioè dalla volontà di tentare di diluire quelle che sono le regole di giudizio, soprattutto gli oneri probatori rispetto ad un tema probando, ma attraverso una sorta di parola nuova, neologismo nuovo. Io non lo conoscevo finché uno dei miei figli, che come nella migliore tradizione si è rifiutato di fare l'avvocato, è andato in una scuola a Torino del grande scrittore Barricco e mi disse: una delle materie è storytelling, papà. Ecco, una delle materie che vengono utilizzate dalla Procura della Repubblica di Roma, in particolare dalla Procura della Repubblica di Roma, ma francamente non è appannaggio solo della Procura romana, è proprio quello di tentare di utilizzare il contorno delle cose, quello che nella sciame di informazioni che colpisce tutti noi e che certe volte con il suo rumore è destinata a distorcere la realtà, a farla diventare materia di processo penale. Mentre studiavamo la discussione di questa causa, l'avvocato Galluccio, che è stato qui, che avrete apprezzato anche per l'assoluto rigore nella proposizione di eccezioni processuali, al di là dell'infausto destino di quelle eccezioni processuali, digitando su un computer mi ha dato il profilo di Michele Senese, il profilo che è sul web, un profilo in cui è già contemplata pure la condanna
per questo processo, un profilo in cui si citano le accuse e si fanno diventare condanne, e quindi si fa diventare storytelling, narrazione a proposito di questa persona, anche quello che, pur essendo stato processato, ha avuto un esito, diciamo così, fausto per Michele Senese, perché assolto da imputazione di 416 bis, perché assolto da imputazioni aggravate dal vecchio articolo 7, oggi 416 bis numero 1. E in questa maniera di fare, in questa maniera di procedere, in questa maniera di, come dire, preparare l'affermazione di responsabilità di una persona, non a caso, ecco qua il primo punto di contatto che è stato anche citato prima, ci si porta avanti col lavoro attraverso diciamo, la fuoriuscita di informazioni che compaiono prima sui media e contribuiscono a determinare quella silhouette, e poi vengono riversate nei processi che si svolgono in un clima, in un contesto in cui tutto è stato in una certa parte preparato, se non pregiudicato, proprio da questa maniera di fare. I 4 re di Roma, lo diceva prima Alessandro De Federicis, arriva qui Michele Senese dopo che molti anni fa, assieme ad altri, non a caso assieme a Carminati, non a caso anticipando la vicenda di Mafia Capitale, era stato pubblicato sull'Artesto questo articolo che già qualificava Senese come il RAS assoluto della criminalità romana. E tutto questo, al di là dell'esito infausto per questa contestazione di quel processo, in quel processo pesò, e pesò lungamente, come si è voluto, si è tentato di far pesare in questo. Ma il precipitato di questa situazione qual è? Beh, il fatto che noi abbiamo altre maniere, dico noi, voi, cioè chi si occupa del diritto, praticamente del diritto nelle aule giudiziarie, abbiamo una maniera di analizzare i fatti e le prove che certamente non può fermarsi allo storytelling o alla narrazione. Deve trovare elementi probatori. Ma per non farlo, perché se si toccano quegli elementi probatori e li toccheremo uno ad uno, mano con mano, beh, si deve passare attraverso delle scorciatoie, che sono tutte scorciatoie che immancabilmente in questo processo, come in altri processi, si tenta di percorrere. Si semplifica la prova, o meglio, si oltraggia l'onere della prova che è in capo all'accusa, tanto da arrivare al punto di dimenticarsene, tanto da arrivare al punto di sostituire congetture ai vuoti probatori che si creano. Si ignorano, e lo vedremo per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, si ignora il decalogo che la Corte di Cassazione ormai da tempi assai risalenti vi ha dato e ci ha dato per leggere, interpretare, valutare, pesare quelle dichiarazioni che sono, tornerò anche sul discorso, ma qui ci troviamo di fronte a testi o ci troviamo di fronte a collaboratori chiamanti in reità o ci troviamo di fronte a collaboratori che chiamano in correità, ma si ignorano comunque quelle regole, che sono regole dettate non soltanto dal codice, ma anche dalla interpretazione delle norme codicistiche di fronte a quello che dice chi fa parte dell'Accademia è comunque fosse un test debole, perché comunque fosse un test interessato. Ma ancora, sempre in questo percorso di semplificazione probatoria che è coessenziale alla sostituzione della narrazione con le prove, dopo aver preparato il terreno fuori dal processo, all'interno del processo si fa la cosa che obiettivamente è la cosa meno condivisibile, la cosa più preoccupante. Si sceglie la contestazione. Hai voglia a dire dell'obbligatorietà dell'azione penale? Nell'obbligatorietà dell'azione penale c'è anche la fedeltà al testo imputativo. C'è anche il fatto che io perseguo quel reato perché devo perseguire quel reato, ma non è contemplato il fatto di scegliere il reato o sdilinquire o diluire il reato perché si è consapevoli che la contestazione di quel reato che veramente si vorrebbe imputare i precedenti giudiziali, determinerebbero il fallimento anticipato dell'ipotesi accusatoria.
ma soprattutto si pretende di non utilizzare quelli che sono gli occhiali che il rito accusatorio vi dà, e quindi si viola la stretta legalità processuale, si viola il principio che è coessenziale a un sistema accusatorio della relatività delle prove, si violano le regole così come interpretate, così come anche da ultimo interpretate, a proposito della circolazione delle prove. Ci tornerò più diffusamente, ma guardate che non è normale pretendere di utilizzare prove leggendole in un provvedimento giudiziario anche transitato ex 238 bis come fossero prove del procedimento in cui si parla, perché questo non c'è scritto nel codice, oltre che nella logica, oltre che nell'alfabeto minimo del rito accusatorio, che è fondato sul contraddittorio sulla prova, per la prova, all'interno del processo. Le voci che trovate nelle sentenze non sono sostitutive delle voci che dovrebbero provenire da quello scranno. Questo si fa. E poi, ma ça va sans dire, perché in questo saccheggio delle norme minime, del Bedecker minimo del giusto processo, si pretende di violare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. È d'uso, dopo aver fatto questo panorama iniziale, dire: ma comunque signori, io mi fido di voi, figuriamoci, non sarà questo, anzi non saranno queste le lenti del Tribunale. Sì, io lo dico, non solo perché riconosco al Tribunale una correttissima conduzione del processo, ma perché io spero che voi siate legati a quei principi che invece sono stati violati quanto lo sono io, anche se, e tornerò anche su questo, in tema di ammissione della prova, in tema di valutazione del capo di imputazione, di quella vocatio ius che è molto importante proprio nel sistema che noi abbiamo accolto le decisioni del Tribunale, così come in tema di assunzione della prova dichiarativa dei collaboratori, io non le condivido, anzi tornerò a parlarne, perché c'è sempre il momento, nel momento della Camera di Consiglio, nel momento della decisione, per rivalutare anche certe decisioni che sono state prese. La madre di tutte le questioni del processo sta nel riconoscimento dell'aggravante contestata, cioè nel fatto di volere, attraverso voci molto spesso assai risalenti nel tempo, che fanno riferimento a un tempo, pensateci bene a quello che vanno raccontato alcuni dei collaboratori di giustizia, in cui né io né voi avevate in tasca un telefonino. Un tempo legato a dinamiche, anche dinamiche criminali, sicuramente sorpassato, che non può essere attualizzato con un colpo di bacchetta magica, perché il punto fondamentale, l'ha accennato l'avvocato De Federicis, è che con tutto questo sciupio di voci di collaboratori non ce n'è stato uno, dico uno, che ha riferito qualche cosa anche solo lontanamente assimilabile al riconoscimento di quella che è la situazione sostanziale del contesto mafioso, del contesto mafioso in un determinato ambito territoriale, del contesto mafioso scegliendo tra i tipi di mafia che, diciamo, sul banco dell'accusa sono a disposizione, dalle mafie storiche, la camorra a cui si allude nel capo di imputazione, alle mafie in trasferta, di cui parlano alcuni dei collaboratori, alle mafie di nuovo conio, di cui unicamente vi ha parlato il pubblico ministero nel corso della sua requisitoria, perché lui ha discusso, lo vedremo come sceglie questa soluzione di una mafia che è addirittura una mafia nominativa, il clan senese, quel clan senese così reiteratamente chiamato in causa nel corso della sua requisitoria. Guardate, tutto questo avrà un riflesso anche proprio nella valutazione dei reati satellite, perché analizzando le intercettazioni, non le leggerò tutte, abbiamo compreso quanto il Tribunale sia a conoscenza del materiale intercettivo, però mi viene bene fare una sorta di piccolo richiamo, di piccolo ammonimento. Guardate, quando si leggono le intercettazioni ambientali,
non si devono leggere come a volte ha fatto il pubblico ministero, cioè nel corso della medesima intercettazione ambientale anticipare progressivi, parliamo il nostro linguaggio gergale, cioè pezzi di conversazione, giustapporli ad altri pezzi di conversazione, no, si segue una scala cronologica, progressivo per progressivo, e lo vedrete quanto sarà importante per la fatidica intercettazione del 30 settembre del 2017, quella in cui per la prima volta Michele Senese orecchia qualche cosa che riguarda le iniziative lavorative del figlio. E vi anticipo che è dimostrato, che è palese, ma io penso che voi lo sappiate già, che di tutte le iniziative, degli investimenti, Michele Senese sa a cose fatte, mai preventivamente. Vi anticipo che non è mai destinatario di informazioni nel dettaglio e perfino il suo comportamento, le frasi che dice, le parole che gli escono dalla bocca nel corso di quei colloqui, gli interrogativi che pone, dimostrano questa mia affermazione. Dimostreremo che quando pure dice, e quando anzi gli dicono guarda che è andato a lavorare a Milano, lui non sa di che si sta parlando e quali sono i dettagli informativi di quella questione. E allora, che cos'è però in questa maniera allusiva, narrativa, da storytelling, che è centrale nel discorso della Procura? È quello che gli esce poi al pubblico ministero. Michele Senese è a capo della consorteria, questa consorteria ha natura familiare, eccolo qua, il clan Senese, secondo l'ultima versione che vi dà il pubblico ministero. Ma vedete voi del clan Senese, cioè di quello che la giurisprudenza vi dice essere il nucleo di un'associazione, stavolta non più derivata, stavolta autoctona, stavolta originaria, cioè di Michele Senese, che a Roma, tra virgolette, stabilisce il suo clan e lo fa nascere, voi non avete una prova di dettaglio tra quelle che vi chiede la giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché c'è un filone preciso del diritto, che è il diritto dell'interpretazione, che vi dice che cosa significa all'interno di una locuzione assolutamente non tassativa, come quella del 416 bis, cosa potrebbero essere le nuove mafie. E ve lo dice sulle ceneri, anzi sul de profundis, anzi sul funerale di quel primo esperimento giudiziario che fu Mafia Capitale. Non c'è uno straccio di prova. E c'è un'altra ricorrenza con Mafia Capitale, guardate che è curioso, però è di contenuto, è sostanziale. Qualcuno ve l'avrà già detto, ma non penso accostandolo a questo. A me sono capitati solo 2 processi in cui la Procura della Repubblica, invece di dire e fare e formulare le imputazioni che vengono formulate e suggerite dagli investigatori, che magari sono stati attaccati non alle cuffie che non ci stanno più, ma alle ambientali diuturnamente seguite o le intercettazioni diuturnamente seguite, alla fine conclude: non c'è mafia, non c'è aggravante mafiosa, lo vedremo orecchio, ricorderemo orecchio su questo passaggio, ma non c'è per Michele Senese e neppure per la moglie uno straccio di prova che possa comportare una responsabilità concorsuale come quella che viene nel capo di imputazione delineata per Michele Senese a titolo sostanzialmente istigatorio e come quella che viene invece per la moglie ipotizzata a titolo addirittura di concorso materiale nei fatti. Le informative della Guardia di Finanza dissero qui di questo, cioè del loro concorso in questi fatti non c'è prova, tant'è vero che non li denunciamo per quello. Era già successo. A Mafia Capitale il principale investigatore, il capo dei Ross, che aveva scritto anche lui, qui c'è di tutto, c'è la corruzione, c'è quel che volete, però disse esplicitamente non c'è la mafia. Risultato, non mi era mai capitato in quel processo, in questo perlomeno abbiamo avuto il bene di sentire chi aveva da investigatore questa opinione sotto
i vostri occhi e sotto i nostri, in quel processo è che il capo De Ros non venne neanche citato come testimone. E noi finimmo per vincere quel processo citando quel testimone che venne a dire quello che invece qui va detto orecchio. Perché quando si sceglie la narrazione, quando si sceglie lo storytelling, poi obiettivamente sono diciamo degli impedimenti i fatti. C'è un'ultima questione che forse nega e che forse dimostra, negando sostanza, quella assonanza con la vicenda di Mafia Capitale. Anche qui il nucleo delle contestazioni a Michele Senese, soprattutto delle contestazioni dei reati satellite, non è che hai fatto questo, hai detto questo, hai dato un contributo per questo, ma semplicemente sei il capo della consorteria, ci sono dei denari che non si sa da dove vengono e quindi tu rispondi come quasi a titolo di responsabilità oggettiva per tutto quel che avviene, perfino per il reato di usura. Guardate, se non fosse drammatica la situazione sarebbe comica per quelli che sono i tempi in cui è maturata questa imputazione rispetto ai fatti che la descrivono. Il problema però è che stavolta, a differenza di Mafia Capitale, voi avete un processo in cui la Procura della Repubblica è scappata dall'imputazione. Lì era un'operazione di ingegneria giuridica fallita, talmente fallita che poi ha dato un decalogo che ci è utile anche a noi. Qui invece, sapendo che il destino era segnato, se gli avessero contestato il 416 bis hanno preferito rifugiarsi nell'aggravante, come se fosse un'operazione salvifica. Però per farla hanno, come dire, connotato la loro attività da una serie di fughe. Sono scappati dalla imputazione, cioè hanno scritto con una mano un'imputazione che poi sono stati costretti, è stato costretto il pubblico ministero sostanzialmente a rinunciare nel momento conclusivo dell'indagine. Fuga dall'onere della prova, ma soprattutto fuga perché c'è un uso assai disinvolto in questo processo nella contestazione, ma soprattutto nell'accusa finale dei precedenti giudiziari. E fuga dalle regole, fuga proprio dalle regole minime di valutazione probatoria che non possono essere accantonate. E io da questi elementi parto uno per uno, raccontandoli. Prima di tutto la fuga dall'imputazione. Attenzione, tutto si regge. All'inizio di questo processo noi vi facemmo una eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione che nasceva dal precedente del Tribunale del riesame, ma nasceva anche dalla pedissequa lettura del capo di imputazione. Quel riferimento, quando mi contesti una aggravante di questo tipo alla camorra storica, è rimestare nel mortaio l'acqua. La camorra storica, questa era l'imputazione. Vi chiedemmo alla procura, no? Attenzione, dettaglia, dici quale tra le 1000 camorre storiche, perché vedete, anche qui i processi di mafia li abbiamo fatti tutti, li conosciamo tutti la storia giudiziaria di questo paese, mentre sappiamo che quando parli di 'ndrangheta puoi alludere a qualche cosa di unitario, di eterodiretto, che è un centro di imputazione. Quando parli della camorra questo non c'è un processo in cui è stato stabilito che c'è il crimine, quello che c'è per l''ndrangheta, o il vertice di Cosa Nostra, quello che c'è per la mafia. No, anche dal punto di vista socio-criminale la camorra è un'altra cosa, è in 1000 fiumi, da sempre in 1000 fiumi, che si sono tra l'altro ferocemente contrapposti, è rimasta e poi è cambiata nel corso del tempo, e poi qualche di queste consorterie, qualcuna più d'una, è stata addirittura sgominata, tanto che negli anni successivi non è stato più possibile riconoscerne l'esistenza. E anche di questo, guardate, nelle pieghe del processo c'è la voce, c'è perfino la voce dei collaboratori di giustizia, quando vi parleranno del cosiddetto clan Moccia e vi diranno, ma veramente che io sappia, anche perché uno dei fratelli Moccia, uno dei capi del clan, si è dissociato, quel clan sono decenni che non esiste più, e questo è anche confermato
guardatela bene la nostra produzione documentale, perché anche su questo, dai provvedimenti giudiziari. Il pubblico ministero fa una contestazione indeterminata e forse proprio perché fa una contestazione indeterminata e questa contestazione regge al primo vaglio, che non è quello del riesame, ma al vostro vaglio, molto più importante, finisce per dire expressis verbis un trentennio di attività di Michele Senese consente di ritenerlo prima affiliato alla Camorra, poi capo indiscusso di una propria associazione. Allora, prima facevo quel generico rituale, quasi un'orazione funebre ogni tanto, richiamo ai principi del sistema accusatorio. Beh, in un sistema accusatorio che funziona, questa frase del pubblico ministero, questa affermazione del pubblico ministero, questo, come dire, atto imputativo fuori termine del pubblico ministero sarebbe giustiziato per il solo fatto di essere stata avanzata. Quella contestazione non c'è. Non c'è nel capo di imputazione. È la confessione di uno strappo gravissimo ai principi del giusto processo, perché i principi del giusto processo significa non soltanto la parità delle armi formale, ma significa che io per difendermi provando devo avere contezza precisa dei fatti imputativi che mi si muovono, perché io organizzo la mia difesa in base alla imputazione. Oggi vi è chiaro, perché il pubblico ministero su questo ha tratto le sue conclusioni e non su altro, che quella che sarebbe la consorteria mafiosa che giustifica l'aggravante che è stata contestata è il clan Senese. Non si chiama Camorra, non si chiama Camorra storica, non si chiama Gruppo Alfieri in trasferta, si chiama clan Senese. E non potete mettere in dubbio questa verità, se non altro perché diciamo con una coazione a ripetere degna di miglior causa, il pubblico ministero ve l'ha ripetuto fino alla noia nella sua requisitoria. Se io leggo il capo di imputazione, quell'altra associazione era l'associazione di tipo mafioso denominata Camorra, con articolazioni operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali. Quanto di più determinato, francamente, è difficile capire. Però vedete, siccome, come vi dicevo, la lettera dell'accusa è una lettera importante perché determina scelte, perché determina l'andamento dei processi, poi si finisce attraverso questo tipo di comportamento anche a travolgere un'altra cosa che è sostanziale, perché qualcuno legge la fedeltà all'imputazione, la fedeltà a quello che ti contesto, semplicemente sul piano, diciamo così, del diritto di difesa. Tant'è vero, voi me lo insegnate, la giurisprudenza me lo insegna, anche su questo non condivido certe volte, delle contestazioni che sono chiaramente indeterminate, però passano perché si dice ma hai avuto la possibilità di difenderti però. E quindi il nucleo della nullità non ci sarebbe. No, attenzione, questo è un aspetto della doverosa fedeltà all'imputazione che si richiede, perché l'altro aspetto, che è quello legato al difendersi provando, che è quello legato all'onere della prova, cioè che è quello legato alle dinamiche probatorie del processo, è direttamente il precipitato della fedeltà all'imputazione. Quando tu scegli di contestarmi la Camorra storica e poi chiedi di condannarmi per l'aggravante del clan Senese, stai aggirando un problema che è fondamentale, che è un problema di prova. Perché tu pretendi, attraverso le storie dei collaboratori che magari risalgono a 20 anni fa, di dimostrare attraverso le sentenze che depositi che esiste una Camorra. D'altronde il 238 bis l'hanno fatto proprio per quello, no? Si disse a un certo punto, insomma, è possibile che ogni processo di mafia dobbiamo stare lì a dimostrare l'esistenza di Cosa Nostra che è già stata dimostrata da un sacco di sentenze, e là, via, si strappa la legalità costituzionale, a mio modo di vedere, ma cosa fatta capo a, e si dà la possibilità di inserire come materiale
di prova ai sensi del 238 bis le sentenze, ma attenzione, le sentenze, non i testi che enumerano quelle sentenze, perché questo strappo, questa decisione che valutate con l'indeterminatezza iniziale e la puntuale determinatezza della richiesta di condanna, è uno strappo che si porta appresso che cosa? La prova. Cioè si porta appresso la necessità apparente che non a caso il pubblico ministero non ha neppure sfiorato indirettamente nella sua discussione accusatoria, nella sua requisitoria, il fatto che il diritto, quando si afferma, quando per esempio vi dice che cos'è una mafia di nuova formazione, che cos'è una mafia autoctona, poi si riferisce immediatamente al tipo di prova che devi spendere in un processo per poter fare quell'affermazione. Ecco lì che la contestazione come è stata mossa e come è stata trattata soprattutto dimostra che non soltanto c'è stato il diritto di difesa, chiamiamolo così in astratto, ma c'è stata anche una violazione del diritto di difesa in concreto, ma soprattutto c'è stata una violazione di quella che deve essere il necessario sinallagma tra le prove che vengono indicate e la conclusione che da quelle prove invece si vuole trarre. E guardate, di nuovo qui, come a Mafia Capitale, ma guarda un caso, anche qui il PM incomincia a seminare affermazione, l'avevano fatto pure per Carminati. Se andiamo per strada e chiediamo al primo che passa, ma Carminati ha fatto parte della banda della Magliana, ma Carminati è stato nei NAR, tutti risponderanno perché nello sciame il rumore funziona, sì certo, peccato che invece non era vero, non era mai stato condannato per i NAR, mai, non era mai stato condannato per la banda della Magliana, però la narrazione funziona e anche qui il pubblico ministero un bel riferimento alla banda della Magliana ce l'ha fatto all'inizio della sua discussione. Però voi avete le lenti del diritto, voi le dovete indossare come io quando tento di guardarvi in viso perché sennò non ci riesco da qui a lì. Voi le dovete indossare le lenti del diritto e allora rispetto a quell'affermazione del pubblico ministero che dice con, stavo per dire sicumera, nettezza, che ci troviamo di fronte al clan senese, al clan di tipo mafioso, non una famiglia senese, e dovete far riferimento a quella che è la giurisprudenza che lega quell'affermazione di diritto al materiale probatorio. E dovete far riferimento, perché parlavo dell'onere della prova, e farvi una domanda, ma a quelle richieste a cui allude la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha risposto per prove il pubblico ministero? Cioè ha provato l'esistenza di questa associazione? La sua dimensione storica o derivata? Ha provato se dopo il famoso spostamento di Michele Senese a Roma è iniziata a sorgere una mafia in suo nome, connotata da quelli che sono i crismi di una mafia di quel tipo? Sezioni Unite, qui ogni tanto le evochiamo e poi però non ce le ricordiamo mai con precisione. Sulla base di quanto precede, è necessario, per quanto riguarda la natura soggettiva, stiamo parlando dell'aggravante, perché questo è un discorso che vale per la mafia e per l'aggravante specifica, anche perché è diventata il rifugio un peccatorum di tutti quelli che, visto come si faceva a Roma, hanno cominciato a farla in giro per l'Italia. È necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti in via principale all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'articolo 416 bis CP ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si iscriva nelle possibili utilità. Questo vi dice che se ci si ferma a leggere in maniera semplificatoria quegli arresti che dicono ma guarda, si contesta la aggravante anche se non c'è ancora una condanna passata in giudicato per 416 bis, è perfettamente possibile, ma la giurisprudenza non dice questo.
La giurisprudenza onera chi si trova di fronte ad una situazione di questo genere di fare delle operazioni probatorie e di arrivare alla conclusione di quelle operazioni probatorie. Vi dice quella giurisprudenza che è necessario, in primo luogo e soprattutto, verificare la corrispondenza territoriale, cioè un ambito territoriale. Poi diluisce la giurisprudenza, si arriva perfino alle mafie, diciamo, per gruppi professionali, cioè partendo dalla necessaria collocazione in un ambito territoriale. Però vi dice, di fronte ai vostri occhi, sotto ai vostri occhi, deve nascere e consolidarsi la prova dell'esistenza di questa associazione, della sua mafiosità, cioè la prova di fatti che possono portare al risultato di dire che in quel contesto territoriale esiste quella che è la stigmate di un'associazione mafiosa, omertà interna o omertà interna e esterna. Su quella interna manco parlo, perché un processo come questo, dove parlano tutti, francamente e in piena libertà, io non l'ho mai visto. E vi dice per l'aggravante, specificamente per l'aggravante, guardate che è onere da parte dell'accusa di dimostrare la preordinazione teleologica della condotta a favorire quell'associazione, con i distinguo che la giurisprudenza fa. Pensate a proposito dell'aggravante sulle armi, pensate a proposito di fatti che sono magari riferibili a quello che viene riconosciuto pacificamente come il capo di una consorteria, che però se fa questioni che riguardano essenzialmente i suoi personali interessi non riguardano, finiscono per non riguardare quella che dovrebbe essere l'associazione mafiosa di riferimento. E allora, torno a porvi la domanda: approvato questo? Il pubblico ministero di fronte ai vostri occhi? Ha provato, se non dopo l'evocazione clansenese, in alcuni casi riferiti a fatti di questo processo, poi li vedremo perché sono addirittura risibili, ma in generale, cioè ha provato, c'è stato un test tra i 5, non dico Vecchio che ha detto di no, ma tra i 25 collaboratori di giustizia uno che sia venuto a dire di una condotta mafiosa all'interno del circondario romano ascrivibile a Michele Senese? Attenzione, anch'io ripeto, è vero che è stato condannato per mafia Michele Senese, meglio ancora, ebbe dei precedenti i cui esiti sono stati, tra l'altro anche qui usurpati, ma non ci torno, a proposito della non imputabilità. Alessandro l'ha presa per la via del fatto che scontare anni di OPG è comunque scontare una pena. Io dico sostanzialmente che se una persona non è imputabile, i fatti che sono stati accertati nei suoi confronti sono, diciamo, non si scontano con la prigione, ma nessun giudice nel corso degli ultimi decenni, nonostante i tentativi stavolta più lineari della Procura della Repubblica, ha mai riconosciuto Michele Senese come mafioso. Nessun giudice ha mai riconosciuto l'aggravante pur contestato. C'è un riferimento che aleggia e che viene fatto anche dalla pubblica accusa al fatto che diciamo, quei fatti della consorteria Alfieri sarebbero così significativi. Attenzione, stiamo parlando di una cosa che è stata contestata negli anni 90, di una sentenza che è stata emessa nel 2000, di una contestazione associativa chiusa, poiché contestata fino al 1994. Stiamo numerando non ad anni ma a decenni la comparazione con i fatti di questo dibattimento. Quindi cominciamo a mettere da parte quei riferimenti. Tra l'altro quella consorteria è una consorteria che non esiste più da un sacco di tempo. Però vale quello che vi ho detto in premessa. Tanto vi dico
facendo riferimento al passato perché voglio attualizzare il passato ma senza darvi la prova che è attuale. E allora io del gruppo, e quindi eliminiamo subito un problema, del gruppo Alfieri o di Moccia ho sentito parlare in questo processo in 2 sole occasioni con un riferimento che può essere lato senso attualizzato da parte di Orecchio, che però da ufficiale onesto quale è non solo ha chiarito che nonostante avessero intercettato certe cose non gli è passato manco per l'anticamera del cervello di contestare l'aggravante mafiosa, ma ha anche chiarito, l'episodio lo conoscete bene, io so di parlare a un tribunale molto informato, per cui, però lo sapete, no? L'incontro di Raffaella Gaglione con Antonio Moccia, le frasi che si dicono e che si riportano è quello che risponde Michele Senese dal carcere. Intanto Orecchio ci dice, perché ha una valenza probatoria diversa, ovviamente, non era un incontro concordato, non era il trade union, non era il filo che comunque si mantiene con un consorte di un'associazione, no, era un incontro del tutto casuale. E che la frase che è stata comunque riportata da parte di Michele Senese non implicava nessun mandato, questo sì che poteva essere strumentalizzato ed è stato strumentalizzato a mantenere un circuito informativo, uno scambio di informazioni, qualsiasi cosa. E Orecchio dà la prova del 9 che questo è, perché Raffaella Gaglione si guarda bene andare a riferire quella che sembra diciamo la battuta di una persona orgogliosa che nonostante stia scontando anni di galera dimostra la sua valenza, direbbero in Sardegna. No, non era un messaggio, non era nulla di tutto questo, perché non ci sono le prove per poterlo interpretare in questa maniera. Quello che però non vi dice Orecchio, perché qui a forza di fare il panegirico di Orecchio ci dimentichiamo che poi tutti gli inquirenti hanno una certa visione, come dire, appunto inquisitoria delle faccende. Quello che non vi dice Orecchio, a proposito di Moccia e del clan Moccia, chi è Antonio Moccia? Perché vedete, Antonio Moccia, e voi non avete la prova del contrario, perché nessuno ve l'ha offerta, noi vi abbiamo offerto la prova che si è dissolta quella consorteria, la prova che il capo si è dissociato. Le condanne di Antonio Moccia risalgono a 30 anni fa, ma voi, e non ci avete prova del contrario, Antonio Moccia, benché si sia tentato di coinvolgere, un po' come Michele Senese, in vicende che dovevano attualizzare il suo ruolo mafioso, non ha nessuna condanna per mafia successiva a quello. Va fornito la prova del contrario il PM, va fornito la prova del contrario la Guardia di Finanza, no. E dunque anche quel riferimento, come dire, suggestivo, parla con Moccia, dice di dire a Moccia, è francamente assolutamente friabile dal punto di vista probatorio quelle prove a cui, anzi quel terreno probatorio a cui ho fatto riferimento prima, che è il precipitato della giurisprudenza che abbiamo citato. Dice sì, poi però di Moccia ne parla anche Barretta. Io sono un po' imbarazzato a parlare di Barretta, l'ho sentito qualificare in 1000 modi. Però vedete, per fortuna la cross examination, cioè l'esame in contraddittorio, il contraddittorio vero sulla prova dichiarativa, comunque dà i suoi frutti, anche se, e lo vedremo, preparato da un terreno in cui il pubblico ministero deliberatamente, per scienza, per scelta, per non so che, seleziona il materiale dichiarativo che offre alla difesa per poter fare una bella cross examination. No, nonostante quello la cross examination dei frutti l'ha data in questo processo. E allora che dire? Che pure Barretta dice che a un certo punto Vincenzo gli avrebbe detto, qui lo dice, non prima, gli avrebbe detto dei rapporti con questo clan Moccia. Spezzo una lancia a favore del dottor Minisci, personalmente. Lui a Barretta non gli crede perché Barretta si affanna
dopo essersi letto tutto il compendio processuale, a tentare di farsi interrogare per accreditarsi come potenziale diciamo collaboratore, ma la Procura della Repubblica tanto lo ritiene quello che è dal punto di vista diciamo probatorio, cioè zero, rispetto a determinate questioni, non lo va neppure a interrogare. Tanto poco crede a Barretta, che pure sarebbe uno che confessa, autoconfessa, dice che non gli merita nessuna attenuante che possa mitigare il suo trattamento sanzionatorio. Insomma, lo dicono loro che Barretta non è credibile, mica lo dico io. E allora Barretta prima legge le carte, poi capisce che c'è un punto fondamentale vuoto, perché non è stupido l'uomo, che è proprio quello da alimentare un po' il fuocherello della mafia, e quindi si inventa una serie di cose, alcune risibili. Ricordate la storia della batteria dei rapinatori in trasferta, cioè, a parte diciamo la romanzesca realtà che sottende, ma comunque faccende assolutamente non provate. Ma poi quando arriva qua di fronte a voi dice che Vincenzo gli avrebbe riferito che c'erano questi rapporti, che c'era questo trade union con i Moccia. Me l'ha detto Vincenzo Senese, dice semplicemente. E allora qui spendiamo pure due parole sul meccanismo delle contestazioni, perché siccome a me capita di vedere diuturnamente processi in cui nelle sentenze si parla di quello che i testimoni, i dichiaranti, gli imputati dicono in esame e ahimè non si valuta quello che è invece l'effetto, il combinato disposto di esame e controesame, cioè quella falsificazione della prova che, guarda tu, è proprio una delle caratteristiche del processo accusatorio. E allora io mi riporto a quello che è successo all'udienza del 22 giugno del 2021 con l'ottimo e pervicace avvocato Galluccio, che sonda questa invenzione di Barretta e arriva plasticamente al gol, perché al gol si arriva, perché quando gli si dice vabbè, guarda che tu non solo non avevi detto che te l'aveva riferito Vincenzo Senese di questo rapporto, ma avevi espressamente detto nel corso delle tue dichiarazioni che era il frutto di una tua valutazione incredibile, tra l'altro. Siamo andati lì, quindi se andiamo lì e quelli hanno i contanti, vuol dire che sono legati al traffico di droga, e se sono legati al traffico di droga, allora vuol dire che hanno il beneplacito di quelli che lì sono i RAS della zona. Questo è il sillogismo assoluto che passa da affermazione ad affermazione ad affermazione. Una cosa anche complicata, che dice, sempre attaccando il ciuccio dove vuole il padrone, quando va a fare le sue dichiarazioni, ma che non dice però qui, perché si inventa la voce dal sen fuggita di Vincenzo. E allora il buon avvocato Galluccio non soltanto gli contesta questo, che è un meccanismo che per voi è fondamentale, perché anche su questo non ci troviamo mai d'accordo con il pubblico ministero, che a volte ha trattato le contestazioni come se fossero la prova. Le contestazioni non sono la prova, le contestazioni servono a falsificare quotidianamente la credibilità del dichiarante, e quando la contestazione rimane senza risposta logica, come è rimasta senza risposta logica, ha raggiunto il suo effetto di dimostrare la scarsa credibilità della dichiarazione di quello che è stato fatto, perché non soltanto gli dice questo, ma sarà anche costretto a ammettere quello che noi sappiamo perfettamente bene tutti, e cioè che con Barretta c'ha avuto un rapporto altalenante, ma che a un certo punto si era stabilito con il figlio, ma il resto della famiglia, diciamo, non l'aveva mai visto bene, in particolare la Raffaella Gaglione, perché Michele francamente ne sa quello che ne sa molto poco, e vedremo in che termini. Barretta non gli ha detto niente del genere, non soltanto perché dalla contestazione capiamo che c'era arrivato con queste acrobazie logiche precedentemente, che poi sostituisce con un'informazione diretta,
che annichilisce la prova sul punto, ma anche perché i rapporti con Barretta sono stati tali, e lui è costretto ad ammettere. Guardate quel controesame, guardatelo tutto quel controesame, io non ve lo leggo, però voi sapete perfettamente bene che è stato costretto ad ammettere che c'erano stati sempre dei rapporti che nascevano dalla diffidenza e poi dopo un breve periodo tornavano ad essere di diffidenza e di contrapposizione. Ma ve lo vedete voi? Sarà anche un fanciullo, come dice lo zio, sarà anche scemo, come ha detto Michele nella sua torrenziale dichiarazione, Michele Senese, però non è così da poter confidare una cosa così delicata ad un tizio di cui sostanzialmente non ci si fida, a parte che poi, diciamo così, non soltanto non ci si fida, ma chiaramente nel corso del tempo si dimostrerà un truffatore. E allora guardate che paradosso probatorio. Per raspollare qualche cosa di esile, esilissimo, che dovrebbe inquadrarsi in quella affermazione probatoria, esiste un clan senese che è diretta derivazione del clan Moccia, ancora oggi attualmente operante, ci affidiamo a quell'incontro che vale quello che vi ho detto e ci affidiamo alle parole di un mestatore come Barretta. Il problema però è che di una continuità storica di attività a Roma di quella supposta organizzazione non c'è prova, cioè non c'è una voce del processo che inveri la prova della sussistenza di una mafia Moccia in nome e per conto che a Roma operi. La volete un'altra prova del 9, concettuale? Guardate, il pubblico ministero vi dice: esistono questi rapporti, potrebbero essere rapporti di un certo tipo, prendo atto amaramente che Michele Senese è stato negli ultimi lustri più in prigione che non fuori, e quindi dico che questo clan, il clan Senese, ha rapporti con altri clan attraverso un ministro degli esteri, così l'abbiamo definito, che è il fratello, e una sorta di amministratore delegato della consorteria che è il figlio. Allora uno pensa immediatamente: benissimo, questo è il dato, questo è il terreno probatorio, questo è quello che devi provare, adesso mi tiri fuori dei rapporti di Vincenzo, dei rapporti del fratello di Michele Senese, attuali di questo tipo. Però non ci stanno, se no non si rifuggerebbe nel niente esile di quella battuta o delle parole del supposto, vorrebbe, testimone chiamante in reità. Non userebbe quello, userebbe le prove molto più significative che non riesce a identificare. E a un certo punto è costretto anche a dire, sto ancora sulla fuga dall'imputazione, è costretto anche a dire, prendendo atto del fallimento di quel sentiero probatorio, che sì, vabbè, il clan Senese non è la filiazione di quello Moccia, è qualche cosa di autonomo, qualche cosa di autosufficiente, autoctono e installato a Roma. Vedete, io penso che il Tribunale del riesame, prima De Federicis tornava su questo argomento e diceva: guardate quello che è successo al Tribunale del riesame, che non ripeto perché sarebbe ultroneo. Il Tribunale del riesame sostanzialmente gli ha detto: sì, vabbè, ma insomma, camorra storica è come Maria per Roma, insomma, dacci, signor pubblico ministero, qualche cosa di più significativo. Forse sono stati anche ingenerosi, perché in effetti aveva tentato di stabilire questo sentiero che portava al clan Moccia, però poi evidentemente qualcosa deve essere cambiato pure per il pubblico ministero, perché alla fine
con una immutazione del capo di imputazione a cui dovete fare attenzione perché poi ne pagate lo scotto voi con una violazione tra il chiesto e il pronunciato, arriva a contestare qualche cosa che è radicalmente diverso nella sua requisitoria. E arriva anche a dire che la forza del vincolo della nuova associazione non è nel collegamento che è inesistente per prove con la casa madre, ma è proprio autonoma, autoctona, installata in un determinato territorio. No, il pubblico ministero, signori, sceglie l'imputazione. Sceglie l'imputazione, sceglie di contestare l'aggravante, ma non lo fa perché, è pervicacemente attaccato a quello che ha portato al tribunale del riesame, cioè alla ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa dal GIP, ma perché sa perfettamente che esiste un decalogo che impatterebbe in punto di diritto in maniera deflagrante con la sua contestazione. Perché sa che se fosse il clan Moscia, sa che se fosse semplicemente una delle 1000 consorterie di Camorra, bisognerebbe comunque, in nome e per conto di quelli, perché anche per Michele Senese non lo fa, verificare quello che la Corte di Cassazione va detto come, dominio in un determinato contesto, in un determinato territorio, che non prova. Sa che non riesce a dimostrare l'uso concreto della forza di intimidazione, sa che non riesce a dimostrare un punto fondamentale, anche qui, ma guarda, sembra sempre Mafia Capitale che incombe, dice questo c'ha la fissa, no, ce l'hanno loro la fissa, perché anche lì, siccome non potevano quella combriccola di scappati di casa dal punto di vista criminale di questo tipo definirli mafiosi, allora si aggrappava all'unica cosa che certificati penali docet poteva essere invocata. La fama criminale. Oh, guarda qua, anche qua torna questo discorso della fama criminale di Michele Senese, torna questo discorso della fama criminale così come era stato fatto per Moscia, ma nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti e la giurisprudenza ha detto expressis verbis in quell'occasione, ma vale per sempre, perché nessun altro ha detto il contrario. Che non si può sostituire la fama criminale di uno, anche il carisma criminale di uno, anche la pericolosità criminale di uno, e perfino se quell'uno si intesta chissà che cosa alla necessità di riscontrare che invece l'attività mafiosa sia stabilita in un determinato territorio. Ciò che è essenziale è che la fonte della forza di intimidazione derivi dall'associazione, cioè dal gruppo, dal suo prestigio criminale, dalla sua fama, dal vincolo associativo e non dal prestigio criminale del singolo associato. La fama criminale è quella impersonale del gruppo. Un'associazione per delinquere che tra i suoi partecipi e i suoi capi annoveri un soggetto di riconosciuta fama criminale non diventa perciò solo un'associazione di tipo mafioso, ipse dixit. Metteteglielo come un cartello alle procure della Repubblica a che si eviti questo paradosso, quello di cui abbiamo parlato, cioè la fuga dall'imputazione. Ti contesto una cosa e poi la stampello con altri. Prima ricordava quel precedente l'avvocato De Federicis. Io concludo questo primo aspetto dicendo che sì, è vero, hai letto una frase di Cascini che diceva quello che stanno praticando anche per Michele Senese, con l'unica differenza che a Cascini, voce dal sen fuggito, o determinata, deliberata forma di comunicazione interpersonale anche con chi giudica, a dirgli guarda, non sei il giudice delle regole, non sei il giudice della legalità processuale, non sei il giudice del processo accusatorio, sei il giudice dell'ordine pubblico, guarda che c'è il pericolo pubblico numero 1, il nostro tra l'altro è anche ristretto, eliminalo. È per questo che mi permetto di giocare con le imputazioni, è per questo che mi permetto di scappare dalla imputazione, ma non solo da questo scappa, perché è tutto un discorso
diciamo, di strappi alla regola processuale che inizia e continua attraverso passaggi che sono in sé logici. Una volta che scappo dall'imputazione, scappo anche dall'onere della prova. Ovvero, mi accorgo che all'interno di questo processo quella prova, rispetto a quella contestazione finale, tutto quello che abbiamo ricordato che deve essere anche oggetto di prova nell'accumulazione del capitale mafioso, nella nascita di una nuova consorteria, qui non c'è, però io lo vado a raspollare dalle sentenze, la cosa a cui alludevo prima. E che fa? Beh, fa un'operazione che voi dovete bocciare prima di tutto dal punto di vista del diritto, signore. Perché su questo non ci può essere equivoco di sorta. Nelle parole del pubblico ministero, che voi ricordate bene, c'è stata una sorta di sommatoria delle sentenze che il PM ha prodotto, nelle quali ha fatto riferimento a volte alle prove che in quelle sentenze venivano citate, come fossero le prove di questo processo. Questa è stata la scappatoia, la fuga dall'onere della prova. Non ce l'ha dentro il processo, allora le cerca fuori del processo. Allora, prima riflessione, noi maneggiamo le armi del diritto, ma anche il diritto, ma anche i diritti. Attenzione, non è un caso che noi abbiamo un 238 e un 238 bis. Col 238 bis abbiamo, come dire, supplito a certe necessità, chiamiamole così, di svolgimento dei processi, ma non abbiamo mica detto che le prove di quei processi diventano prove in questo processo o negli altri processi in cui quelle sentenze sono prodotte. Non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto perché non lo possiamo dire. Perché se qualche cosa di accusatorio è rimasto in questo codice saccheggiato da questo punto di vista, beh, è proprio il fatto che il contraddittorio con la prova sotto gli occhi è la qualifica della prova del processo. E quindi non sarà mai una prova a mio carico, la prova di quel processo. In primo luogo perché non si è svolta con le garanzie, tant'è vero che quando si svolge con le garanzie della mia presenza la regola è diversa, la circolazione delle prove via di 238 è diversa. E quindi non puoi fare questa scappatoia. Ma poi perché? Ma insomma, diciamoci processualisti. Guardate che c'è una correlazione strettissima tra l'imputazione di quel processo, l'imputazione di un processo per cui viene messa sentenza e il materiale probatorio. Cioè c'è una correlazione biunivoca, quelle sono le prove di quel processo perché sono riferite ad una determinata, a un ritaglio temporale, fattuale, circostanziale che è riferito a quel processo, non ad un altro. Eppure scappa il pubblico ministero da questa banale osservazione, banalissima osservazione. Scappa da un lato perché nei processi in cui veramente non a caso non lo fa. A Michele Senese è stata contestata la mafiosità piena o sotto forma aggravata, le prove di quei processi hanno portato all'assoluzione di Michele Senese. È per questo che è costretto ad andare a raspollare prove di altri processi, per tentare di dare, come dire, dignità probatoria a quel materiale che non possono avere. Quelle prove sono fuori dal processo, inteso come contenitore di un fatto che si va a ricostruire, perché il processo è una ricostruzione storica di avvenimenti, e sono fuori dal contraddittorio. La prova del 9 della, come dire, fuga dall'onere della prova e delle prove? Beh, vi faccio 3 nomi: Alfieri, Galasso e Belli Paoli. Il PM, ritenendo di doverli sentire per dimostrare quello che è il portato delle loro conoscenze, li mette in lista testi. E poi, ritenendo che invece con questa operazione, che è un'operazione giuridicamente errata, abbia supplito alla necessità di sentire costoro nel fuoco incrociato della cross examination, rinunzia a questi testimoni, ma pretende di ripescare le dichiarazioni proprio di questi testimoni a cui ha rinunciato. E viva Dio! Ma come sarebbe?
Hai una prova dichiarativa che puoi spendere, no, scappi, la sottrai a me, a voi. Dice, si poteva opporre, avvocato, e sentirli lo stesso, no? Diciamo che non è una giustificazione che vale troppo. Se una cosa ci hanno insegnato è che la prova, una volta che è stata ammessa dal tribunale, non è più la prova di parte, è la prova del tribunale. Quindi, come dire, l'argomento è a doppio taglio. Ma non è questo il problema. Il problema è che io, nella mia ottica difensiva, è il fatto che vengano meno persone a cui mi dovrò affannare per dimostrarne la scarsa credibilità, l'incongruenza probatoria, per me è un risultato buono. Mica posso pensare che, oltraggiando l'alfabeto minimo del contraddittorio e anche della circolazione probatoria, si dirà che quello che non sono venuti a dire qui, allora lo recupero dalle motivazioni delle sentenze. No, non mi si può fare un torto così grande. Scappa dall'onere della prova e quando scappa vede, attraverso uno slalom accuratissimo, anche di, come dire, passare a serpentina quella che è una realtà, che è anche una realtà probatoria, e stavolta, come vi dicevo, una realtà probatoria che ha rispettato il paradigma del giusto processo, delle sentenze in cui questa cosa non è stata affermata, ma presente Michele Senese. La sentenza stracitata di Imperiali, che espressis verbis ha detto che non è esistita un'associazione ex 416 bis dal 94 al 2010 in Roma, capeggiata, come la volete chiamare, capeggiata da Michele Senese. L'ha detto per lui e l'ha detto anche per la moglie. La terza sezione penale, il 16 dicembre del 2011, anche questa stracitata, assolve dal 74 con la formula del fatto non sussiste e afferma anche questa sentenza espressamente che non è esistita un'associazione dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da Michele Senese in territorio romano per quel torno di tempo che era stato preso in considerazione da quella vicenda giudiziaria. La stracitata, ma io pure la stracito, sentenza Carlino. E siamo al 29 gennaio 2016, Corte d'Assise d'Appello, che dice la stessa cosa eliminando l'aggravante che era stata contestata. Qua già eravamo un po' più avanti nel tentativo di... Però lì ci stava, c'era un omicidio, si poteva dire, era più congruo. Cioè non era una scelta di giocare sulle prove e di giocare soprattutto sulle contestazioni. Il 7 ottobre 2016. Il 7 ottobre 2013 sembra un particolare, ma non è un particolare, perché vedete, quando un detenuto va di fronte a un tribunale di sorveglianza con il carico che c'ha addosso Michele Senese e uno tira fuori una sentenza e dice, sai, è stato assolto, non funziona in tema di 41 bis, lo sapete meglio di me. È un paradosso. Situazione, cioè addirittura le sentenze di assoluzione valgono certe volte come prova della vicinanza a una determinata consorteria. Pensiamo un po' come la prevenzione, che poi è anche, diciamo, il non detto di questo processo. C'ho in testa gli strumenti della prevenzione e tento di applicarli al processo penale. Eppure il Tribunale di sorveglianza il 7 ottobre del 2016 gli ha revocato il 41 bis. Queste erano le cose che dovevano essere anche prese in considerazione, perché questi erano fatti e non vale il reiterato richiamo da parte del pubblico ministero alla sentenza del gruppo Pagnozzi cosiddetto e alle affermazioni incidenter tantum che possono essere state fatte da quella sentenza, perché nel punto specifico anche quella sentenza, per una vicenda giudiziaria in cui Michele Senese non è stato neppure indagato. Ma in quella vicenda giudiziaria, pur asseverando l'esistenza di una consorteria, quella del Pagnozzi, però non è stata riconosciuta l'esistenza, cito il foglio 232 della sentenza di appello,
di Pagnozzi si è chiaramente operata una distinzione netta tra questo gruppo costituente, quello di Pagnozzi, una neoformazione mafiosa, e quello in ipotesi, ma non provato, ipotizzato, congetturalizzato nel corso del tempo, che poteva fare riferimento a Michele Senesi. Questi sono i terreni probatori, e a questo terreno probatorio va aggiunto qualcosa, e questo è oggetto di una mia richiesta ex articolo 507, che faccio nel corso della discussione e che voi avete la possibilità di valutare. Io chiederò di acquisire alcune sentenze della Cassazione che riguardano il dichiarante Cretarola, che reiteratamente lo ritengono non credibile questo quanto a valutazione vera, secondo le regole del dichiarato dei collaboratori di giustizia, ma anche l'editto imputativo, la richiesta di custodia cautelare e la fine ingloriosa di tutto questo, che è avvenuta pochissimo tempo fa qua a Roma, quando nuovamente imputato di 74, nuovamente imputato di 416 bis, nuovamente è stato dato torto alla Procura della Repubblica su questi due caposaldi. Altro processo in cui, come un imbuto, è stato coinvogliato tutto quello, anche la sentina dell'esperienza giudiziaria come Cretarola si possa trovare in tema di collaboratori. In quella vicenda il GIP ha ammazzato il 416 bis in culla, perché ha rigettato perfino la richiesta di custodia cautelare. La cosa che era sopravvissuta, cioè il 74, è stato ucciso non più in culla ma mentre muoveva i primi passi dal Tribunale del Riesame, e 2. E allora anche quello deve, perché vedete, bravo Orecchio, tutti ci scappelliamo di fronte alla sua bravura, però insomma, quando abbiamo parlato dei precedenti giudiziari, non ci torno perché è stato bravo Alessandro De Federicis su questo argomento, e quindi non c'è bisogno, un minimo di imbarazzo c'è stato, perché un fior di investigatore a cui si chiede: ma hai letto il casellario giudiziale? Dice: no, io ho letto solo il centro di elaborazione dati del Viminale, sostanzialmente. Io ho letto solo le denunce, non mi sono meritato di andare a vedere se per caso a quelle denunce era conseguita una sentenza di assoluzione. E allora finché lo fa l'investigatore, vabbè, transiat. Però quando lo fa la Procura della Repubblica per voi è un segno. Scappano dall'imputazione, scappano dall'onere della prova, trovano delle scorciatoie probatorie e soprattutto, come dire, celano i tentativi infausti, reiterati, vicini nel tempo, in cui sotto diversa angolazione hanno investigato esattamente la medesima cosa. Il clan Senesi. Il clan mafioso Senesi. E visto che c'è, il PM scappa anche dalla, come dire, regola di valutazione probatoria. Io vi confesso che forse non l'ho letta neanche tutta la memoria del pubblico ministero, perché una memoria di 1600 pagine un po' mi colpisce, nel senso che questo è comunque un processo che è uniformato a certi crismi, e quando io mi trovo di fronte, è un'altra consuetudine in processi di crimine organizzato, a conclusioni del pubblico ministero che sono una bibliografia sterminata, ivi inclusi brogliacci, in qualche caso difformi dalla perizia che è stata esplicitata dal Tribunale, sono sempre un po', come dire, sono un po' in guardia, cioè penso, insomma, in questo profluvio intanto ci devi mettere un sacco di cose, 4/5 sono informative, che ipocritamente riteniamo non possano essere lette dall'investigatore quando viene sentito, ma che poi permettiamo di trascrivere ai pubblici ministeri nella loro memoria finale. Vabbè, ma questo quasi è una rotazione di colore. Però il pubblico ministero scappa dal sodo di questa questione sulla regola di valutazione dei collaboratori. Io ho sentito,
e anche poi ritrovato, una reiterata, cadenzata invocazione al concetto di convergenza del molteplice. Cioè la convergenza del molteplice, insomma, un criterio dominante. Quando di collaboratori di giustizia non c'è uno ma più d'uno. E allora, con una scappatoia, ma che comunque fa parte del diritto vivente, andiamo a vedere in che momento della valutazione probatoria si situa la convergenza del molteplice. Perché prima della convergenza del molteplice c'è quella, diciamo, la verifica dell'unum, la verifica di chi parla, di che dice, della credibilità oggettiva e soggettiva di quello che riferisce. C'è soprattutto, e in questo processo non c'è, quando invoca la convergenza del molteplice molte volte. Sto disturbando l'altra aula? No, mi scusi Avvocato, le chiedevamo, siccome lei giustamente ha riferito di voler parlare per blocchi, diciamo quanto tempo ha ancora per questa parte, per vedere se fare una pausa adesso? Iniziare a parlare dei collaboratori? Visto che iniziava a parlare proprio nello specifico dei collaboratori, avevamo pensato di poter fare una pausa in questo momento, sì, va bene? Volete, basta che me lo dite, io mi fermo, tanto ha visto, ripeto, sono sempre, non è che c'è un blocco. Ce ne sono poi all'interno più di uno, quindi esaurisco quello. Se vuole esaurisco questo, che sono poche pagine. Se ritiene per esaurirlo e sono poche pagine, senz'altro. Prego? Se ritiene di volerlo esaurire questo argomento e sono poche pagine, senz'altro lo esaurisca. Non è una cosa di cavolo, anche perché do per lette le citazioni giurisprudenziali. Voi sapete che cosa c'è nella giurisprudenza a proposito della verifica a tre tempi, cioè appunto quella sulla credibilità del dichiarante, il tema di chi parla, il tema di cosa dice e l'esistenza dei riscontri. Ma sapete soprattutto che quando parliamo di chiamate incorreità o irreità del relato, benché la giurisprudenza sia particolarmente, come dire, incline a fare ponti d'oro alla richiesta dell'accusa, e quindi dica, guarda, è vero, c'è anche la possibilità, la convergenza del molteplice che si staglia nell'aereo, che invece dei riscontri positivi di quello che dice Tizio, tu devi avere o puoi avere il suo riscontro in un altro chiamante in realtà. Insomma, una prova debole con un'altra prova debole e con più prove deboli alla fine ne fanno una degna di credibilità. Però attenzione, e questa è un'operazione che il pubblico ministero non fa quando valuta per blocchi, per sommatoria, 1+1, fa le somme dei collaboratori, però non fa quello che vi dice la giurisprudenza. Cioè non fa prima una valutazione sulla credibilità soggettiva di persone che qua, pure qua, sono riuscite a fare una figura barbina. Addirittura invoca il Credola che ha sentenze su sentenze che dicono che è un ballista. Non fa quello che dice la giurisprudenza per poter applicare quella regola della convergenza del molteplice, cioè verificare quali sono i rapporti tra quello che dichiara e la fonte da cui avrebbe appreso il contenuto delle sue dichiarazioni. Soprattutto non fa, questa è la cosa più clamorosa, c'è la convergenza del molteplice. Ma su che c'è la convergenza del molteplice? Sui macro temi. Michele Senese era un criminale di prima pagina. Michele Senese trafficava stupefacenti. Non sui fatti, la convergenza del molteplice si, come dire, attaglia a determinati fatti circostanziali e circostanziati per poter assumere quella prova debole e quell'altra prova debole la dignità di una prova decente. Non è che per te uno arriva e dice Michele Senese era un trafficante di stupefacenti, un altro dice Michele Senese era un trafficante di stupefacenti, abbiamo provato che Michele Senese era un trafficante di stupefacenti. No, non funziona così. Non è per titoli la convergenza del molteplice, è per circostanze, per accadimenti, per fatti, per prove di quei fatti. E non solo. La convergenza del molteplice non è un dato di natura quantitativa, ce ne stanno 30, allora c'è la convergenza. No. Ogni contributo va analizzato in vista della convergenza del molteplice. E peraltro, quando ti trovi, come ti trovi, mi vengono in mente De Rosa e compagnia cantando, la famiglia dei collaboratori, diciamo, come si chiamano? E Leonardo. Che tu
diciamo, la circolazione informativa è sempre una, e quindi proprio come operazione aritmetica è già dalla Corte di Cassazione inibita la convergenza del molteplice tra costoro, perché se la fonte è una non c'è convergenza del molteplice, è sempre uno che parla, è una sorta di contraddizione in termini. Eppure neanche di questo si accorge il pubblico ministero quando parla di questo. Mi viene in mente uno dei cavalli di battaglia a proposito della possibile connotazione di un certo tipo di Michele Senese. Si dice di un preteso ruolo di pacificatore tra i Triassi e i Facciani, ma io ti chiedo, al di là dell'enunciato, ma su questa circostanza dov'è la prova? Dov'è il riscontro probatorio? Da chi è stato offerto? Da nessuno. Questo è solo un esempio tra i tanti, altro che convergenza del molteplice. Qui c'è la sommatoria del nulla a proposito del tema, che, ripeto, fissi tu pubblica accusa alla fine di un percorso giudiziario come non dovrebbe essere mai, che è quella del clan senese, clan autoctono, clan stabilizzato a Roma, clan che fa quello che fa un clan mafioso in un determinato contesto territoriale o in un ambito economico o quant'altro, con le prove dell'esplicazione di quella forza mafiosa, altro che quelli che poi sono venuti qui a denunciare estorsioni, e li vedremo, senza preoccuparsi per nulla, giustamente, di una forza di intimidazione che non riconoscevano e che addirittura addebitavano derelato, ma stavolta derelato al web. Forse erano andati su Wikipedia, come aveva fatto Gaetano Galluccio qualche giorno, per vedere come trattavano il nostro assistito. Ecco qua l'ulteriore fuga da elementi che sono assolutamente fondamentali in una valutazione giudiziaria, come quelli che sono l'onere della prova, la fedeltà all'imputazione, le regole di giudizio per la valutazione delle prove. Se volete mi fermo qui e poi continuo quando rientrate. Un'unica cosa prima di interrompere, mi scusi, sì, lei aveva rappresentato la volontà, insomma, di chiedere ai sensi dell'articolo 507 sì, l'acquisizione di alcune sentenze che riguardano il Cretarola, quindi ce l'ha diciamo a disposizione? Prego? Ce l'ha a disposizione? Sì, le ha qui, quindi vorrebbe produrle. Allora, indichiamo questa richiesta che l'avvocato Spigarelli fa di acquisizione ex 507, quindi anche nei termini del 523,6 di sentenze della Cassazione riguardanti la credibilità del Cretarola, e su questa richiesta invitiamo al contraddittorio, quindi le parti interessate, se vogliono esprimersi su questa, e anche a questo punto sulla richiesta dell'avvocato De Federicis di acquisire i certificati penali di De Santis Roberto e Mero Stefano, quindi pubblico ministero o chi è altrimenti interessato, se vogliono svolgere argomentazioni in proposito. Lo vuole fare dopo la pausa, pubblico ministero? Va bene, allora ci rivediamo dopo la pausa. Una considerazione di ordine generale è quella che ho fatto anche alla scorsa udienza. Siamo in una fase, diciamo, nella quale non è possibile... Le faccio dopo la pausa, pubblico ministero, così le fa complete. Va bene, allora sono le 2:30, ci rivediamo alle 15:30, ci riserviamo un'ora. Gli imputati che sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sono autorizzati ad allontanarsi per mangiare nei bar vicini, insomma, e lo facciamo dire anche Anna Pia, al cancello facciamo comunicare che sono autorizzati ad uscire gli imputati sottoposti agli arresti domiciliari per mangiare.